e in questo modo spera probabilmente di godersi, come è successo un anno fa, il suo quarto d'ora di fama e di notorietà. Trovo squallide le sue considerazioni, se devo dire, politicamente del tutto irrilevanti e cariche di luoghi comuni e di idee che non stanno né in cielo né in terra. Non ha alcuna consapevolezza di quali siano le competenze delle forze dell'ordine, non ha alcuna consapevolezza di quali siano le competenze delle forze di polizia locale. Le considerazioni che ha fatto nei confronti del prefetto io mi auguro che giungano alle orecchie del prefetto, perché sono di un analfabetismo istituzionale, di una scorrettezza umana che veramente non sono commentabili. Le definirei gravi se non fossero affermazioni squallide. Ecco. Beh, diciamo che in città, nei commercianti, nei cittadini, tutti quelli che frequentano il centro storico, c'è questa sensazione di insicurezza. È chiaro che non è un'insicurezza totale, ma con tutte le cose che succedono ogni giorno, stazione, Piazza Garibaldi, furti, strappo di collanine, roba del genere, è chiaro che non sei tranquillo. Io ho sempre la mia stessa logica e idea, è quello che la città dovrebbe essere più presidiata non dai militari, ma presidiata dall'amministrazione comunale tramite i vigili, che chiaramente oggi come oggi sono in sottonumero. Sommato a tutto questo è chiaro che Speranza, con la sua manifestazione, sicuramente avrà un seguito, perché questa sensazione di tanti è di conseguenza un po' di paura.